L'azienda cresce bene, siamo in forte sviluppo soprattutto in 2 regioni, in Emilia-Romagna e nel Veneto. Stiamo consolidando inoltre il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia, ma gli obiettivi principali sono le grandi città dell'Emilia-Romagna e il completamento dello sviluppo nella regione Veneto. Noi puntiamo soprattutto su superficie da 1000 a 3000 metri perché con la nostra esperienza abbiamo visto che quello è il formato ideale del futuro del supermercato. Siamo entrati 20 giorni fa che c'erano solo gli scaffali vuoti, non c'era luce ed è stata un'apertura faticosa perché abbiamo passato molto tempo qui dentro, al freddo, al gelo, ma adesso vedere tutta questa gente, vedere le luci, vedere gli scaffali pieni, colorati, è una soddisfazione immensa. Avevo già fatto un'apertura a Bologna, però naturalmente essendo il mio punto vendita questo dà qualcosa di particolare. C'è da ringraziare tutti i ragazzi che si sono impegnati moltissimo, e sia i ragazzi nuovi che li abbiamo trovati molto propensi nell'aiutarci, e noi anziani abbiamo cercato di fare di tutto per dare a loro tutte le informazioni e tutto l'entusiasmo che c'è qua in Aspiag. Indubbiamente questa è una storia un po' travagliata perché era un ex impianto sportivo, quindi un impianto dedicato ai giovani e torna a essere un'attività produttiva in cui ci sono i giovani occupati. Poi le vicende economiche nazionali hanno fatto sì che tutti quanti quegli progetti di carattere urbanistico hanno fallito praticamente, abbiamo avuto la fortuna che Aspiag ha voluto investire sulla città e quindi come tale per noi è l'utile del dilettevole, l'utile è avere un'attività produttiva, il dilettevole dei ragazzi che vengono a lavorare. Sì, ho trovato delle buone offerte, abbiamo fatto un po' di spesa, comunque siamo andati bene. Questo si vede che è una cosa nuova insomma adesso sono appena entrata, sono un po' così, comunque secondo me è bellissimo e secondo me funzionerà. Il reparto di affettati, il reparto di gastronomia. Mi è piaciuto perché ha molta scelta, c'è molta varietà di affettati e quant'altro insomma.